Introduce e dialoga con Annalisa Sandri Massimo Percotto, che è il delegato della sezione di Udine dell'Accademia della Cucina Italiana, e quindi io mi tolgo immediatamente da parte, non avendo nessuna competenza e non essendo il mio ruolo. Però intanto saluto anche da parte mia Annalisa Sandri, food blogger, avvocato di professione, che poi parlerà del libro, e con cui posso dire di avere un'amicizia ormai da diversi anni, e che apprezzo molto anche come consigliere della nostra associazione. A voi, grazie. Bene, buonasera a tutti. A me è stato conferito l'incarico di presentare il libro di Annalisa, la quale fa parte, come me, di questa istituzione culturale della Repubblica Italiana che si chiama Accademia Italiana della Cucina, un'istituzione fondata nel 1953, quindi parecchi anni fa, da parte di un giornalista famosissimo all'epoca che era Orio Vergani e di un gruppo di industriali e di intellettuali dell'epoca. A che scopo? Lo scopo di difendere la cucina vera del territorio italiano. In Italia non esiste una cucina italiana, c'è una cucina del territorio, comprende varie cucine. Se pensiamo che solo in Friuli Venezia Giulia la cucina cambia completamente dai monti al mare, diciamo che in tutta Italia abbiamo un patrimonio di cucine, e di valorizzarla diffondendone i valori. I valori cosa sono? Cultura innanzitutto, costume, tradizione e saper fare. Questi sono i valori che sono intrinsechi della cucina del territorio italiano, che vanno fatti conoscere e valere in tutto il mondo. La cucina intendiamo non la cucina che ci fanno vedere alla televisione, quella dei famosi Masterchef eccetera eccetera, quella non è cucina, quella è una sceneggiatura, uno spettacolo orientato a fare del business. Quindi non è la cucina vera, è semplicemente una scena che si svolge con un copione dove recitano come degli attori qualsiasi i cuochi, gli aspiranti cuochi e quelli che sono. La cucina vera è quella che si svolge all'interno delle mura domestiche e in qualche trattoria che ancora porta avanti il discorso della cucina tradizionale. Riguardo al libro di Annalisa, io faccio subito una domanda: occorreva un altro libro di ricette? Direi di no. Oggi le ricette si possono reperire ovunque, in libreria ci sono scaffali pieni di ricette, su internet basta sfogliare un po' i siti, quelli più famosi, si trovano le ricette di tutto. Ecco, però forse serviva proprio un manuale di cucina. Quello che difatti Annalisa ha fatto, ed è il pregio di questo suo lavoro, è quello di unire delle semplici ricette che sono alla portata di tutti, anche dei non preparati nelle arti culinarie, con un manuale. E ci voleva un manuale, perché se ben ricordate è dai tempi del Talismano della felicità di Ada Boni, famoso, pubblicato nel 1927, e poi del successivo Cucchiaio d'Argento del 52, tra l'altro pubblicato dalla casa editrice di cui faceva parte Gianni Mazzocchi, che è anche uno dei fondatori dell'Accademia Italiana della Cucina, l'editoriale Domus, che non si vedeva in giro un manuale, semplicemente perché quella volta la cucina era un'arte e un sapere che veniva tramandato di generazione in generazione. E non pensiate che stia facendo un discorso maschilista, ma veniva tramandato soprattutto dalle donne. Perché? Perché il loro ruolo era quello di cucinare e occuparsi delle faccende domestiche. Era così, era un costume, cioè è inutile, facciamo una foto ed era così. Oggi è cambiato tutto, e essendo cambiato tutto vengono a mancare nelle generazioni alla quale appartiene anche Annalisa e a quelle ancora più giovani
questo sapere che veniva tramandato di madre in figlia, di nonna in madre in figlia. E quindi c'è bisogno di rinfrescare un attimino, perché oggi chiunque può andarsi a comprare un libro di ricette di Carlo Cracco, però io sfido chiunque a realizzarle in maniera corretta. Se mancano le basi, se io devo guidare una Formula 1 in circuito, certamente non mi metto fresco di patente a guidarla, prima dovrò fare un percorso, dovrò allenarmi, dovrò andare prima su una macchina un po' più lenta, cercare di fare qualche circuito più semplice, dopodiché un po' alla volta forse arrivo a guidare anche la Formula 1 in circuito. Ma lo stesso dicasi per la cucina. Quello che voi vedete alla televisione è fatto da questi cuochi che hanno fatto scuola, esperienza, eccetera, eccetera, ma non potete pretendere di farlo voi con le vostre attrezzature e le vostre competenze. Questa è solo un'illusione, una vergogna che continua ad andare avanti da anni ormai e sarà sempre peggio. Per cui quando uno poi va anche in una trattoria che propone una cucina semplice casalinga, dice: ma come mai questo uovo non è stato caramellato? Ma dico: ma stiamo scherzando? Cioè, no? Ci sentiamo tutti dei grandi giudici, dei grandi conoscitori della cucina perché abbiamo visto 4 trasmissioni. Ecco, questo è l'errore che oggi compiamo. Invece il libro di Annalisa rientra nei canoni della cucina. La cucina che è quella che si fa entro le mura domestiche e che oggi purtroppo si pratica sempre meno. Perché? Perché manca il tempo, manca la voglia. Chi è impegnato nelle professioni ha poco tempo libero, quando torna a casa è stanco, ha la testa che gli fuma, non ha voglia di mettersi a cucinare e quindi cosa fa? Telefona a Deliveroo, dice: stasera voglio un piatto di lasagne, ecco, e gli portano a casa il piatto di lasagne. Però questo non è che vada molto bene, non va bene per la salute prima di tutto, ma non va bene nemmeno per il portafoglio. Se voi pensate che un tempo nelle scuole professionali veniva insegnata l'economia domestica, era una materia di studio in base alla quale si cercava di conciliare le proprie tasche con quello che si riusciva a procurare per nutrire tutta la famiglia. Ecco, quindi senza arrivare a quell'eccesso, anche oggi però pensiamo che ci sono tante persone che vivono magari da sole, che già devono pagare un sacco di spese, l'affitto, le bollette, la tassa sulle immondizie, eccetera, eccetera, che però vanno a mangiare il cappuccino e la brioche al bar spendendo 2,5 euro o 3, quando potrebbero tranquillamente farselo a casa e farsi addirittura le brioche, quindi spendendo meno della metà. E così dicasi per il pranzo e la cena. È purtroppo una cattiva abitudine, e allora ecco che una pubblicazione del genere può servire anche a far pensare e a tornare un attimino sui propri passi. Oltre a ciò, diciamo che il libro di Annalisa fornisce tutta una serie di suggerimenti e indicazioni su come si preparano le basi della cucina. Ad esempio, il fatto di farsi in casa un brodo vegetale, invece di andare a comprare la bustina alla metro piena di glutamato di sodio e buttarla dentro nell'acqua, è già un passo avanti, perché uno pensa alla propria salute e al proprio portafoglio. Si fa il brodo vegetale con le verdure fresche e ottiene un risultato certamente migliore, con meno sapore di insaporitore e con un sapore più genuino. Oppure fare un soffritto. Si sta poco a dire facciamo un soffritto, però come si fa il soffritto? Sì, io posso comprare la scatolina surgelata di aglio o di cipolla e prezzemolo e farlo, però non è la stessa cosa. Se io imparo a fare un soffritto con le verdurine, con la cipolla che a seconda della stagione è diversa, quindi come spiega nel libro Annalisa, certamente realizzo un prodotto migliore. Ma anche come organizzare la cucina. Annalisa giustamente dedica un capitolo a come si organizza e cosa ci deve essere e cosa non occorre che ci sia in cucina. Oggi magari uno ha il bimbi in cucina che fa tutto, ma non ha il bicchiere graduato. Quando deve mettere un decilitro di olio in una ricetta non sa come fare. Cos'è? Un cucchiaio, un mezzo, 2, diventa matto e magari sbaglia, falsando poi il risultato. Ci spiega come si organizza il frigorifero, come si fa la spesa. Giustamente dice: attenzione, prima di andare a fare la spesa, guardate cosa c'è nel frigo, guardate cosa c'è negli armadi.
perché è inutile andare a riempire il carrello e dopo buttare via la roba perché è scaduta. Cioè sono tutti piccoli accorgimenti che una volta venivano tramandati nelle famiglie. Oggi purtroppo questo non succede più. Già le persone di questa generazione cucinano poco, ai figli non interessa. Io vedo soprattutto le ragazze quando vanno ad esempio a studiare all'università fuori, devono farsi da mangiare da sole, ma non si fanno da mangiare. 1 su 10 si fa una salsa di pomodoro come Dio comanda e si condisce la pasta asciutta. Il resto ordinano sushi, portano a casa pizze e mangiano così. All you can eat. Ecco, all you can eat perché non hanno voglia di impegnarsi, non hanno voglia di fare, e le madri non è che le spronano a fare. Quindi questa abitudine di cucinare per avere un'alimentazione sana, equilibrata e anche adatta ai nostri climi, al nostro tipo di attività lavorativa, perché anche quello è importante. Cioè noi non siamo giapponesi. Quando noi mangiamo il sushi o qualsiasi altra cosa con la salsa di soia, il wasabi, eccetera, eccetera, mangiamo una cosa che non fa parte del nostro territorio. Quindi non è adatta a noi. Sì, una volta ogni tanto si può fare, però rientriamo in quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, dei nostri prodotti agroalimentari. Anche la stagionalità dei prodotti. Una volta era una cosa che si tramandava di generazione in generazione. Oggi a Natale dice vorrei una parmigiana di melanzane. Benissimo. Vai al supermercato, trovi le melanzane e te la fai. Però non è stagionale, cioè paghi di più le melanzane, non sanno di niente, mentre una volta tutte le donne sapevano che le melanzane si trovano d'estate, così come le zucchine. Ecco. E quindi sono delle nozioni che mancano oggi a queste generazioni di persone che sono multitasking, fanno un po' di tutto, però quando devono andare a chiudersi in cucina a farsi qualcosa, alle volte sono in difficoltà. Questo è il pregio del libro di Annalisa, delle preparazioni. Poi c'è un'altra cosa, gli scarti, gli avanzi, come si riciclano? Una volta nelle famiglie era la prima preoccupazione quella di non buttare via niente. Oggi avanza qualcosa, si butta via. Infatti è notorio che lo spreco alimentare è un grosso problema ed è abbastanza difficile da risolvere se non si fa un'azione culturale nei confronti delle persone. Cioè bisogna spiegare che lo spreco alimentare non è solo un insulto alla miseria, ma è anche un insulto al pianeta, all'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi bisogna portare avanti un'azione culturale per spiegare queste cose. Anche qui ci sono dei cenni. Dice vi è avanzato l'uovo, vi è avanzato il pane, era fermo. Ecco come impiegarlo. E questo è quello che fa un manuale di cucina. Per cui adesso io do la parola a Annalisa chiedendole, come così prima battuta, secondo lei che rapporto c'è tra appunto la cucina, quella di cui abbiamo parlato, e la cultura. Bene, innanzitutto grazie a tutti per essere qui presenti stasera così numerosi, è veramente una gioia vedervi. Grazie Massimo Percotto per questa bellissima e importante introduzione. E che rapporto c'è tra la cultura? Dovevo preparare però le domande. Voglio che sia spontanea, per cui... Che rapporto c'è tra la cultura e la cucina? In prima battuta mi viene da dire che la cucina è cultura, perché la cucina... perché la cucina è una, secondo me, delle forme più spontanee e più belle di cultura. Nel momento in cui noi prepariamo un piatto della tradizione o prepariamo anche un piatto della tradizione, intendo la tradizione nostra, no? Che può essere quella familiare così come quella regionale, ma anche nel momento in cui noi prepariamo un piatto italiano in genere o anche un piatto che viene dall'estero, noi stiamo facendo della cultura. Perché? Perché quel piatto dietro di sé ha sicuramente una storia, ha sicuramente un percorso che ha portato uno chef magari anche famoso, ma anche una semplice, diciamo, casalinga, anche una semplice
una persona X, cioè non cerchiamo, non mettiamo dei canoni, no? Una persona a creare quel piatto e a cucinarlo. Quindi secondo me la cucina è sempre comunque una forma bella e spontanea di cultura ed è importante continuare a cucinare. Sì, mi riallaccio a quello che ha detto poco fa il dottor Percotto. Io ho tante amiche, conosco tante persone che ormai effettivamente non cucinano quasi più, se non nelle occasioni, e anche lì magari con qualche difficoltà, o fanno una cucina un po', come dire, mi dispiace dire raffazzonata, perché non vorrei mettere di rispetto di riguardo a nessuno, ma il più delle volte in effetti si assembla quello che c'è, giusto per, diciamo, riempire la pancia e chiuderla lì. Ora, da qui a preparare una ricetta che abbia determinati canoni, che sia bella da vedere, che sia anche buona, ce ne passa davvero pochissimo. Nel senso che imparati alcuni rudimenti essenziali, poi le cose vanno veramente sulle rotaie e una volta che si è imparato a appunto preparare, che ne so, un brodo vegetale, quello lì cambierà tantissimo il sapore di un qualsiasi piatto che voi andate a preparare. Cioè basta poco, certo deve piacere, però se anche non ci piace sforziamoci magari, no, di farcelo piacere, perché con il tempo e con i risultati che otterremo nelle nostre cucine ci piacerà sempre di più, perché è quello che è successo a me. E secondo te, Annalisa, si trova il tempo? Si può trovare? Insomma, se lo trovo io, secondo me lo trovano tutti. Poi è chiaro, io dico, per me la cucina è una grande passione. Io ho questo hobby e ci dedico tot tempo ogni giorno, nel senso che o cucino oppure mi dedico al mio blog, che ritengo sia comunque tempo dedicato alla cucina. Se uno ha un'altra passione, che è quello di fare, che ne so, a maglia, piuttosto che quello di andare a, non lo so, vedere piante nei boschi, cioè ognuno ha le sue passioni, no? Ecco, ma, buonasera, ma ritengo che se poco a poco ci provi e inizi a sperimentare ed inizi a buttarti a capofitto in questa cosa bellissima, perché a me piace, quindi per me è bellissima, io credo che un po' tutti alla fine riescano a trovare quel tempo, anche perché insomma mangiare sarebbe opportuno farlo, no? Almeno una volta al giorno, se non di più, e da qui a mangiare bene questa secondo me potrebbe essere la chiave di lettura. Ecco, ho detto una cosa molto importante: mangiare bene almeno una volta al giorno. È chiaro che ognuno di noi ha la pausa pranzo limitata, soprattutto quando sei in attività lavorativa è difficile trovare il tempo per cucinare e fare da mangiare. Una volta non era così, una volta anche i professionisti ritornavano a casa a pranzo, no? Parliamo degli anni del boom economico, non c'era questa frenesia e quindi tornavano a casa, le mogli cucinavano, no? Quasi sempre, e si sedevano a tavola, facevano il loro pranzo e magari anche la pellichella, che non faceva male. Chi invece non poteva rientrare a casa si portava a mangiare da casa. Voi, se vi ricordate, una volta chi lavorava ad esempio nelle fabbriche usciva di casa la mattina con il tegamino, con la pasta fagioli o quello che c'era, e se lo portava a pranzo. Era comunque un cibo preparato a casa, non si poteva mangiare freddo, scaldato, non importa, però era un mangiare sano. Oggi noi andiamo a mangiare la pasta asciutta al bar, che è fatta 3 ore prima, portata al bar, riscaldata e servita. Magari non ha dentro delle cattive cose, però un minimo di conservante, la pasta non è proprio il massimo, il sugo non si sa cosa c'è dentro, quindi almeno la sera quando rientriamo trovare il tempo, lo spazio per cucinare qualcosa dove sappiamo cosa ci mettiamo, sappiamo quali sono gli ingredienti, rispecchia di più i nostri gusti, no? Ci dà anche più soddisfazione, siamo anche più contenti, più tranquilli. Mangiare anche in tavola, seduti, vicino ai propri cari, intavolare delle discussioni, anche questo è molto importante. Pensate che il valore della tavola è stato definito come un patrimonio immateriale dell'umanità.
da chi ha reso tale la dieta mediterranea, e tra i componenti della dieta mediterranea c'è anche il modo di mangiare delle popolazioni mediterranee, cioè quello di sedersi intorno a una tavola tutti insieme, tutta la famiglia, con gli amici, eccetera, eccetera, e gustare insieme il cibo, approfittando per confrontarsi, parlare di altri argomenti, ma anche di cibo, e quindi trovare un momento di comunione che fa molto bene alla salute. In molte altre nazioni, pensiamo agli Stati Uniti, ognuno mangia per sé, quello si ferma al McDonald's, l'altro si porta a casa il cinese e mangia da solo davanti alla televisione, cioè è un qualcosa che non fa bene alla salute. Quindi cucinare e mangiare quello che si è cucinato è anche un toccasana per la salute fisica ma anche mentale, nel senso che tranquillizza, rassicura e favorisce la comunicazione all'interno dei nuclei familiari. Quindi questo è importante. Il tempo è chiaro, nel libro di Annalisa trovate delle ricette che si fanno in 10 minuti, delle ricette che magari richiedono più tempo, che si possono fare la domenica. Io mi ricordo che una volta, la domenica, tu ti svegliavi alle 10, alle 9:30 perché riposavi, no? E sentivi già i profumi in cucina. C'era già qualcosa di speciale che bolliva in pentola. Quindi quello ti dava l'idea, ti rendevi conto che era la domenica, suonavano le campane della messa e c'era il profumo di mangiare in cucina. La domenica, se non si va via, se non si va in gita, una cosa o l'altra, piove, si può fare qualcosa. Magari ci si può dedicare 2 ore invece che mezz'ora. E quindi è tutto un qualcosa che, avendo a disposizione delle preparazioni, come dico, alcune veloci ed altre meno veloci, ma comunque fattibili, si può tranquillamente fare. Ecco. E diciamo che nel manuale ci sono alcune ricette che sono un pochino più impegnative, ma la maggior parte delle ricette che ho presentato sono ricette che richiedono una mezz'ora lorda di tempo, cioè da quando prendi gli ingredienti a quando li porti in tavola. E questo secondo me è una cosa fondamentale, parlo per la mia generazione, insomma, che però non è tanto distante dalla tua. No, ecco, nel senso, io mi rendo conto che alle volte magari sto fino a tardi in ufficio, però mi dispiace arrivare a casa e mangiare un piatto di bresaola con scaglie di grana e la rucola, no? Perché insomma può succedere, ma sarebbe meglio di no. E quindi magari ho una ricettina semplice, veloce, un po' sfiziosa, che non richiede chissà che tempo per la sua preparazione, che però mi risolve la serata e almeno mangio una cosa che è anche piacevole per gli occhi, perché poi se c'è un po' di affettato, alla fine non finisce così e si comincia a mangiare, no? Tutto quello che si trova, perché comunque non si è appagati. E quindi tanto vale mettersi a preparare, che ne so, io adoro tantissimo le vellutate e quindi ho dedicato buona parte del libro, ci sono tante di queste ricette, ma anche un semplice secondo veloce, una cosa insomma che comunque mi dia soddisfazione e appagamento, e questo secondo me è un bel aiuto. E poi, come dicevi tu prima, fondamentale è fare la spesa. Cioè, non è una cosa da sottovalutare, no? E quindi io dico, per andare a fare la spesa 2 sono le regole base. La prima regola base è andare dopo aver mangiato, perché altrimenti io vado a fare la spesa pieno di fame e compro la qualunque, perché in quel momento sono i succhi gastrici che ragionano, no? Non il cervello. E la seconda cosa, che può sembrare un'abitudine un po' da massaia, ma in realtà ci sono delle app fantastiche per voler essere moderni che ti aiutano, è quello di fare la lista della spesa. Cioè, se noi abbiamo in programma di andare a fare la spesa il giorno dopo, perché ormai c'è il deserto dei tartari ovunque, nella dispensa, nel frigorifero, dappertutto, cioè diamo un'occhiata effettivamente a quello che abbiamo, pensiamo a quello che ci piacerebbe fare, anche aiutandoci con un libro di cucina, mi piacerebbe fare questa ricetta, cosa mi manca? No, la inserisco nella app,
oppure nel classico, no, quadernetto di quelli, o nella classica agenda dell'anno prima, no, che stratti la pagina e andare con una lista della spesa. Certo, poi si comprano lo stesso le cose che non servono, ma quantomeno se ne comprano tante di meno, perché si comprano quelle che invece effettivamente servono e possono servire per fare qualche piattino, per fare qualche cenetta, per fare delle ricette carine. Quindi diciamo che l'indicazione su quello che bisogna tenere in cucina e quello che non serve tenere, quello che è il di più e quello che invece è indispensabile sono preziosissime, soprattutto per chi, ad esempio, inizia a dover gestire un nucleo familiare, perché mica tutti sono esperti. Quando una coppia si sposa o quando arrivano dei figli, una cosa o l'altra, bisogna gestire questo nucleo familiare per quanto riguarda l'alimentazione. Ci dobbiamo alimentare, quindi è importante seguire questi consigli, queste indicazioni che sono frutto di un'esperienza diretta di una persona che lavora, è impegnata e comunque trova il metodo e il tempo per fare bene la spesa. È molto importante. Questa è una cosa che spiegavo una volta nei manuali di cucina e che adesso non si spiega più. Anche quando si compra qualcosa di esotico, di particolare, attenzione alle quantità, attenzione alle scadenze, attenzione a vedere cosa c'è dentro, perché non sempre l'etichetta rivela a prima vista quello che c'è dentro. Mettetevi pure gli occhiali se ne avete bisogno, ma guardate. Cioè, ci sono delle specchietti per le allodole oggi, soprattutto nella grande distribuzione, che sono micidiali. Pensate di comprare una cosa, ne comprate un'altra, quindi anche lì fare attenzione a quello che si compra. Infatti, guarda, a questo proposito, sabato e domenica ero a Trieste, a Olio Capitale, e è intervenuto uno studioso, una persona che si occupa appunto di alimentazione, di buona alimentazione e di etichette, e ha detto che un studio statistico ha rivelato che all'acquisto di una bottiglia di olio al supermercato si dedicano mediamente 15 secondi, cioè si guarda il prezzo, no? A meno che non si abbia un particolare affetto verso una marca o una propensione verso un tipo di... E ha dato alcune indicazioni a cosa fare attenzione nel guardare la retroetichetta, no? Dove sono riportate determinate caratteristiche. Una cosa molto carina che ho imparato anch'io e che non sapevo è ad esempio che bisogna controllare che nella retroetichetta ci sia l'anno in cui le olive sono andate in frantoio. Generalmente non è un anno unico, perché l'anno, diciamo, dell'olio d'oliva comprende 2 annate, perché le olive vengono raccolte a novembre, no? Quindi comprende 2 annate. Però se l'anno non è riportato, ciò significa che quell'olio è composto anche da oli vecchi che vengono mescolati e quindi non c'è un anno preciso e quindi è un olio decisamente meno buono, ecco. E questa è una cosa che effettivamente, vabbè, mi metto gli occhiali, io devo mettere gli occhiali quelli da vicino ormai per vedere le retroetichette, però è una cosa che ci si mette un attimo ed è già una avvisaglia del fatto che l'olio sia o meno un olio d'oliva extravergine valido. E così si possono fare per tante altre cose, anche ad esempio quando si comprano i pelati, controllare qual è la percentuale effettiva di pomodoro all'interno di quel barattolo, perché tante volte c'è tanta acqua che la paghi come pomodoro. Attenzione. Sì, chiaramente la legislazione non è ancora così incisiva da obbligare a indicare anche la provenienza dei pomodori, no? Voi sapete che il 70-80% dei pomodori che arrivano in Italia arrivano dalla Cina, quindi vengono poi trattati, controllati in teoria, trattati, però se riusciamo a trovare dei pelati o della salsa di pomodoro che è stata realizzata con pomodori raccolti in Italia, certamente si tratta di un prodotto migliore. Ecco, un prodotto senz'altro più controllato, verificato, quindi andare a leggere le etichette è sempre una cosa. Per quanto riguarda l'olio, nelle etichette c'è scritto se ci sono solo olive italiane, se c'è una qualità sola di olive, in cultivar come si dice, o più,
se sono della stessa annata, della stessa raccolta, oppure se sono di più raccolte, ma un olio extravergine di oliva di una unica raccolta, di un unico cultivar, di un'unica annata, non può costare meno di 15 euro la bottiglia, perché altrimenti vuol dire che non è un olio italiano, un olio tunisino, un olio spagnolo, greco, e allora i prezzi sono nettamente inferiori. Dipende da cosa uno vuole, però l'importante è la consapevolezza di quello che si porta in tavola. Che secondo me un olio greco può essere buono uguale che un olio italiano. Sì, dipende. dipende, ma ad esempio sulle olive, no, ad esempio sulle olive da tavola, Certo, personalmente preferisco quelle greche. per le calamate sono buonissime, certo. Ecco, ci sono tante qualità oltre alle calamata che sono molto buone, più buone di tante italiane. Il problema è la grossa distribuzione, secondo me, nel cibo che sta rovinando tutto. Esatto, la grossa distribuzione compra e vende quello dove guadagna di più. Questo Poi ci è, sono anche le norme sull'etichettatura che sono diverse nei nostri paesi. certo, Perché certo, voi, certo. quelle europee vanno per tutti, ma quelle Sì, c'è la nazionali direzione. possono essere più Più restrittive. e le nostre in Europa sono le più restrittive, quindi per fare il discorso che dici tu dell'indicazione obbligatoria della nata, se non è obbligatoria nella legislazione di quel paese, allora quello Certo, è una certo. differenza Quindi l'importante è essere pignoli anche quando si acquistano i prodotti agroalimentari. E poi comprare i prodotti di stagione, cioè questa è una cosa che è fondamentale, no? Sì, poi io, chi mi conosce sa che amo particolarmente andare al mercato, perché a parte che mi piacciono i mercati in genere e mi piace l'aria che si respira al mercato, che è quest'aria, no, genuina, frizzantina che c'è la mattina, eccetera. Ma a parte che anche al mercato tendono alle volte a vendere delle cose, ma insomma questo dipende, però magari vendono prodotti che non sono di stagione. Ecco, per dire, adesso è il momento buono per mangiare gli asparagi e lo è ancora per qualche settimana. Adesso è il momento buono per mangiare le fragole che c'erano in vendita 2 mesi fa, Ma anche gli asparagi. avevano solo la forma della fragola, nel senso che il sapore e il profumo sono così, sono delle pile. è tutto uguale, niente, è tutto perfettamente uguale. Vabbè. Le fragole sono buone adesso, le ciliegie saranno buone tra un mesetto. Sant'Antonio. Ecco, cioè quindi, che poi, mangiando nella stagione, oltre a mangiare delle cose che sono più profumate, più buone, più genuine, si mangiano delle cose ad un costo decisamente inferiore, perché le fragole di marzo non hanno il costo delle fragole di maggio. E mangiarle a marzo, sì, vabbè, io... Sono come le nespole 15 euro, no? Sì, il problema è appunto quello, il punto, sì. Sì, e quindi cerchiamo, insomma, di, quando andiamo a fare la spesa, cercare di privilegiare questa cosa, cioè quindi cercare di privilegiare un acquisto mirato a dei prodotti stagionali. Quali sono? Anche lì basta cercare su Google quali sono i prodotti di frutta e verdura, no? Fondamentalmente di maggio, ci escono tutti e quindi insomma adesso se noi vogliamo mangiare il cavolfiore ormai è un po' passato in cavalleria, se noi vogliamo mangiare le melanzane è un po' prestino, quindi ce n'è un sacco in questo periodo dell'anno, in questo mese insomma. E mangiamo quelli perché in fin dei conti sono buonissimi ed è un peccato voler anticipare, cioè, c'è questa tendenza però, no? Correggimi se sbaglio, a voler sempre essere avanti, Sì, no? A voler sempre primizie. anticipare, a volere le primizie, che però insomma alla fine lasciano secondo me un pochino più Sì, perché non hanno il sapore della stagione e costano cifre folli. Alle volte si trovano all'inizio della stagione gli asparagi a 15-16 euro al chilo, che è una follia secondo me. E che poi non sono neanche buoni. Lasciamo stare quelli invernali che vengono dal Perù, dal Cile, che ovviamente fanno anche il viaggio, poverini, il frigorifero, quindi quando arrivano qua di cosa possono sapere. Ma anche mangiare a febbraio a marzo gli asparagi non possono essere buoni, anche se in Veneto escono prima o in Sardegna e quindi ci sono, però non sono buoni. Gli asparagi si mangiano in maggio, da metà aprile
a fine maggio. E poi non voglio peccare di campanilismo, perché cioè, anch'io No, compro gli avocado, cioè, capiamoci. Hai fatto benissimo, per forza. Sì, però se possiamo magari, visto che abbiamo una regione che ha veramente dei prodotti d'eccellenza, so che è una frase del centrita, no? Però compriamo le cose nostre, andiamo adesso a Cavagnacco e facciamo scorta di asparagi. Sì, ma ci sono anche delle altre cose che in regione si producono che sono poco conosciute dai più, diciamo il kiwi ad esempio. Il Friuli è il più grosso produttore di kiwi in Italia. Abbiamo kiwi di varie pezzature, di varie specie, quindi anche qui se andiamo a comprare il prodotto friulano certamente spenderemo di meno per un prodotto molto più buono. Sì, non c'è solo il musetto, il salame, la brovada da comprare in Friuli, ci sono tanti prodotti. L'importante è anche interessarsi, capire quali sono e poi avere un po' di immaginazione e un po' anche di audacia. Ci sono delle ricette nel libro che richiedono un minimo di audacia, no? L'uovo, spiegaci come fai l'uovo. Allora, ne spiego due di ricette con l'uovo. Una è una ricetta che definirla semplice è esagerare, perché è veramente banalissima, ed è l'uovo nuvola, cosiddetto. È una ricetta che non ho inventato io, che trovate anche nel web, che hanno fatto in tanti, ed è semplicemente questo. Intanto bisogna separare il tuorlo dall'albume, e spero che tutti siate in grado di farlo. Dopodiché si monta l'albume a neve ben soda, con un pizzico di sale. Nella teglia del forno si mette l'albume montato a neve, cercando di fare un piccolo vulcano. Piano piano il tuorlo tenuto da parte, attenzione a non romperlo perché altrimenti si compromette la ricetta. Il tuorlo lo si versa al centro di questo piccolo vulcano di albume nel forno già caldo un 6-7 minuti a 200 gradi. Allora, è un piatto semplicissimo, di una bontà incredibile. Chiaro, dovete avere un buon pezzo di pane per poi cuocere nel tuorlo che si sarà appena rappreso. L'albume cuocerà, vedrete che l'albume diventa appena più scuro, ed è un modo per mangiare l'uovo un po' inusuale, se lo presentate anche a una cena, a parte che ne potete infornare in una teglia, anche più di uno, due, tre, quanti ne volete, e cuocerli nello stesso momento. Ricordatevi poi con la paletta di prenderli da sotto, di alzarli in questo modo, li mettete nel piatto, una verdurina di contorno e voi siete a posto. Asparagi di contorno in questo momento, perfetto, e voi siete a posto. Un'altra ricetta che è un pochino più sofisticata, ma è altrettanto semplice, è il tuorlo fritto, che è uno dei cavalli di battaglia di Carlo Cracco. Ma in che cosa consiste? Consiste sempre separare il tuorlo dall'albume, quello bisogna esercitarsi un po'. Il tuorlo deve rimanere intatto e in una ciotolina, in una coppetta, dovete mettere del pan grattato. Allora, nel pan grattato gli fate praticamente una piccola culla al vostro tuorlo, lo coprite con altro pan grattato e lo mettete in frigo. In frigo deve starci un po' di ore, quindi prendetevi per tempo. Altrimenti, se siete presi male perché lo volete fare all'ultimo momento, 2 orette di freezer. A questo punto il tuorlo, estraete il tutto dal frigo, dal freezer, il tuorlo viene un pochino ripulito, ma a questo punto incredibilmente sarà diventato molto più consistente. Olio sarebbe meglio extravergine d'oliva, altrimenti un olio, non lo so, di arachidi, un olio per friggere. Portatelo a punto di frittura, sapete come si fa? Per sapere se l'olio è pronto o caldo? Con semplicemente il manico di un mestolo. Si inserisce il manico del mestolo nell'olio, nella pentola, quando inizia a fare tutte le bollicine intorno vuol dire che l'olio è caldo giusto. Questo l'ho imparato. In alternativa al termometrino digitale. Io sono più... A questo punto fate friggere il vostro tuorlo, lo mettete con una schiumarola, no? Lo adagiate nell'olio, lo fate friggere per 1 minuto, 1 minuto e mezzo, se non ricordo esattamente il tempo preciso, ma è riportato nel manuale, e lo servite sempre con gli asparagi o con delle verdurine di stagione.
avrà fatto una crosticina tutta croccante e all'interno sarà perfettamente fondente, fluido, una bontà. E sono 2 ricette che, come vedete, non è che richiedono, dovete imparare a separare. Adesso scusate, avevo fritto questo qua. Sì, adesso lo devi mettere prima del fare nel pangrattato. Nel pangrattato, Quindi lo tiri fuori dal frigo, togli l'eccesso di pangrattato. Sì, con un cucchiaio. Sì, ma rimane sempre un poco di briciole. Sì, no, togli l'eccesso, non gli togli Ecco, togli solo l'eccesso. Sì, Diventa come quando friggi la cotoletta, c'è un pochettino. Deve essere fritto con il principio è quello. Ok, perfetto, questo volevo capire la resa. Sì. E se volessi, perché mi piace questa ricetta, indipendentemente dagli asparagi, no? Che magari fra me non li trovo più ed è una Sì. cosa. Che verdura per esaltare, diciamo, il piatto? Allora, guarda, io lo potrebbe faccio essere in vicina. questo modo qua quando lo preparo. Per renderlo anche bello presentato. In una semplicissima pentola, spadello dello spinaccino Sì. fresco Sì. e ci metto dei pinoli che ho tostato a parte e ci aggiungo anche dell'uvetta che ho ammollato in acqua, però non, cioè, io preferisco in acqua sì, sì, perché sì. non è una cosa che richiede Sì, sostanze sì, sì. alcoliche. E faccio praticamente, non è bello, un letto di spinaccino con pinoli e uvetta e ci metto il porlo. A questo punto mangio tutto assieme ed è estremamente gradevole, è una ricetta Anche per semplice. altro che per le tavole. Sì, questo Però è sì, un piatto che non esatto. costa, perché l'uovo non costa e dà soddisfazione a chi lo mangia perché mangia una cosa raffinata. Sì, anche questo è molto scenografico. Chiaramente questo, cioè, per evitare di fare danni, tra virgolette danni, i tuorli vanno fritti uno alla volta. Quindi se avete più ospiti, unitevi un attimino di pazienza, perché o siete bravissimi e li fate friggere tutti nello stesso momento, o altrimenti dentro uno, fuori uno, dentro l'altro. Però, visto che hanno bisogno veramente di un tempo di cottura minimo, è una cosa che insomma Non si può usando quel fare. salsa nel frattempo. No, ecco sì. Oh, in questo caso no. Ci sono delle domande che volete porre a Annalisa? Sì, come fare le vellutate? Allora, le vellutate io le faccio molto Con il semplici. binder? Sì, con quello. E ho anche un elettrodomestico che mi ha regalato mia mamma, che è una molto pratica in cucina, ed è una di quelle pentole che cuociono una vellutata mettendo dentro gli ingredienti in purezza, quindi tipo le patate e le carote nelle proporzioni che più ci piacciono, un po' di sale, un po' d'acqua, ma se non ho questo, se non uso l'elettrodomestico, metto in una pentola, metto gli ortaggi che più mi piacciono, generalmente utilizzo sempre anche delle patate, so che sono carboidrati ma a me piacciono e addensano, altrimenti utilizzo l'ortaggio ma metto meno acqua così mi vengono belle dense, perché a me le velluttate piacciono dense, cioè la vellutata brodosa non è nelle mie corde, poi ognuno sa di sé. E quindi o utilizzo l'ortaggio in purezza con un po' di sale, acqua a coprire, altrimenti aggiungo anche una patata in proporzione e metto un po' di più acqua, faccio bollire 20 minuti, il primer ed è fatta. Non usa la salsa di soia? No, io la soia non la uso, ma per un problema mio di salute, io i fitoestrogeni li devo evitare come la morte, quindi io la salsa di soia non la uso. Io utilizzo il sale e tante volte neanche quello. Beh certo, sono ricche di minerali già. Sì, infatti hanno già il loro sapore, ma magari così, per i Quindi preziosi. se manca il sale... Ma manca il sale, lo spiego dentro. Si diceva sale e sapienza, Ci sono delle altre domande? Curiosità? Allora io prima di entrare qui per chiacchierare con voi ho ricevuto in prestito una cosa estremamente preziosa e io ringrazio chi me l'ha prestato, grazie Donatella. È un ricettario, cioè è una cosa che mi emoziona perché
adesso ve lo spiego. È un quaderno di ricette di una signora che era nata nel 1870 ed è morta nel 46. Ora, io lo apro proprio davanti a voi, vedete la calligrafia, le pagine, no? Un po' segnate dal tempo, cioè tutto riportato in maniera così ordinatissima, no? Ecco, allora il bodino di riso, scritto bodino, cioè tutte queste cose qua. Ecco, queste cose qua ormai non esistono più, le pagine numerate, eccetera. A me piacerebbe che un domani, dunque io sono nata alla fine degli anni 60, 69, ecco, magari qualcuno quindi adesso 2070 veda il mio manuale e dica: ma vedi tu quella signora che quella volta ha fatto un manuale di calcolando che tra ricette, 10 anni la carta stampata non esisterà più, no? E quindi è un'emozione, cioè come questo è un ricordo di tempi passati, mi piacerebbe che anche il mio manuale diventasse, no, per le generazioni del 2070 Voi pensate che questi quadernetti, questo è molto ordinato, ce n'erano anche di più disordinati, venivano tenuti in cucina, quindi prendevano anche tutti i profumi, gli odori della cucina e anche le macchie a volte, perché era normale che schizzasse l'olio bollente o qualcosa. Cercavano di pulire con l'acqua magari, però erano costruiti gelosamente ma utilizzati, perché soprattutto le domeniche, i giorni di festa, le grandi ricorrenze si utilizzavano. L'importante è proprio avere questa testimonianza di questi mezzi che oggi sembrano arcaici, ma di trasmissione della conoscenza e trasmissione del saper fare, perché prima di fare bisogna saper fare. Quello è l'importante. Mi riallaccio al discorso culturale di prima. Saper fare vuol dire conoscere la storia del piatto, perché è nato, chi l'ha creato, come è evoluto e cosa rappresenta. Rappresenta il territorio, rappresenta una comunità. Noi abbiamo in Friuli tanti piatti che rappresentano una comunità, un'enclave. Questo ha un valore culturale tremendo, cioè da non disperdere assolutamente. Annalisa, noi ti abbiamo coinvolto l'anno scorso e quest'anno, al di là del libro, proprio in un progetto culturale, sì. che è la cucina nelle dimore storiche storiche Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito del quale abbiamo anche realizzato dei filmati che sono stati veramente proiettati nella settimana della cultura friulana e che saranno disponibili anche prossimamente. Sì, è stata un'esperienza bellissima per me, perché allora, è un progetto dell'associazione La Prora, unicamente alla filologica friulana e alle dimore storiche italiane, e quindi ho avuto l'onore di poter cucinare, ovviamente non solo io, sono stata aiutata eccetera, all'interno delle cucine delle dimore storiche. Figuratevi per una appassionata di cucina che cosa significa tutto questo, cioè in mezzo a cucine dove sono passate generazioni di persone eccetera. Allora l'anno scorso eravamo a Povolaro, che non è Paolaro come pensavo io inizialmente, e all'interno della dimora storica abbiamo preparato dei piatti in onore a Gianni Cosetti, che poi ne abbiamo parlato anche con l'Accademia Italiana della Cucina, e abbiamo fatto 3 suoi piatti, il Toci in Braide, abbiamo fatto il Kersons e abbiamo fatto la Pitte. Quest'anno ci siamo spostati in 3 dimore storiche, una qui a Udine, Palazzo Orgnani, poi siamo andati a Villa Pace a Capogliano e infine a Villa del Torre a Romans di Sonzo, e abbiamo preparato dolci che erano stati cucinati in quelle cucine perché sono stati ritrovati all'interno dei ricettari, tipo questo, di quelle dimore. Quindi dolci di famiglia, sì certo. Una cosa che è stata veramente molto molto bella, questi filmati che sono stati realizzati, sono andati in onda la scorsa settimana, perché c'era la settimana della culture furlane,
e saranno in breve, credo, no? Sì, sono già sono già disponibili sul canale YouTube dell'Associazione La Prora, e quindi andate a vederli, perché ci sono io che parlo e che faccio insieme alla Anna Maria Orgnani. Abbiamo preparato i buffetti all'ulcera, buonissimi, anche molto semplici, e alla Resi Pelusini, che eccola lì, abbiamo fatto i zaetti, no? Questi biscotti con la farina di mais che la sua nonna, che era Giuseppina Antonini Perosini, aveva codificato, no? Nel libro del mangiare del friulano, e dalle varie ricette che la sua nonna aveva codificato ne abbiamo scelta però una modernizzata e attualizzata ai tempi nostri, perché c'erano etti di burro, cioè etti di zucchero, che adesso sarebbero, cioè non avrebbero senso, cioè che sono cambiate le abitudini, no? Sì, sono cambiate le abitudini. Cambiati anche i gusti. Prego. Secondo me nelle nostre famiglie in Friuli, soprattutto tutti quanti avevano un piccolo orto sulle case, eccetera. Qualsiasi lavoro facessero, l'orto c'era sempre. C'è anche, forse sta parlando di un po' questa cosa. Sulla conservazione forse bisognerebbe un po'. Sulla conservazione degli ortaggi, perché ci sono però dei pomodori a quantità industriali, poi niente. Allora, sul blog ho alcune ricette che trattano di questi argomenti, eccetera, però lei è già nella versione pro, nel senso che è già avanti, perché per riuscire a fare delle conserve e per conservare bene gli ortaggi bisogna essere un pochino più abituati alla cucina. Questo è il manuale, questo qui è proprio un manuale molto base e comunque adatto allo studente, piuttosto che al single, piuttosto che alla donna in carriera, piuttosto che a queste persone qua. Magari sarebbe interessante e molto bello da approfondire, anche perché quando pensiamo alle conserve pensiamo alla salsa di pomodoro, alle confetture, eccetera, ma c'è un mondo, sì, e le zucchine fatte a fettine messe, cioè ce n'è di conserve, ed è bello anche e soprattutto quando siamo in stagione, perché ad esempio questi asparagi che noi adesso troviamo a buon prezzo, possiamo anche pensare di conservarli, no? Di conservarli anche semplicemente in acqua e sale, fatta bollire, eccetera, messi sotto vuoto, tutto quanto, e ce li mangiamo magari durante l'autunno, ma sono, se possibile, dei nostri, se abbiamo l'orto, ma visto che l'orto ormai non ce l'ha quasi più nessuno, magari sono degli asparagi che sappiamo dove abbiamo comprato. No? E così ci ritroviamo il sapore. Comunque, giusta la conservazione, anche le tecniche di conservazione sono poco conosciute e sono una fonte di cultura anche quelle, perché ogni popolazione ha scelto tecniche diverse a seconda dell'ambiente dove si trovava. Ad esempio la montagna molte volte sceglie la fumicatura come tecnica principale di conservazione. Sì, cioè ci sono la pietra, ci sono tante tecniche che si possono approfondire, sarebbe interessante proprio. Noi possiamo molto conservare sott'olio. Sì, beh, chiaramente questo dove è nato l'olio. Sì, dove c'è l'olio, quindi Calcoliamo che noi invece conserviamo nel grasso di maiale. Sì, ma la signora non dice, ma produce un olio d'oliva eccezionale. Ovvio che l'olio è arrivato... E il suo olio extravergine d'oliva è eccezionale, visto che ho avuto la fortuna di assaggiarlo. L'olio è arrivato in Friuli a fine 800. Prima l'olio qua non si conosceva proprio, no? Però avevamo il grasso del maiale, lo struzzo, il lardo, dove si conservavano comunque tutti gli alimenti. Dopo, durante la seconda guerra, c'è stata l'oca che dava il grasso. Siccome i maiali venivano requisiti dai tedeschi, l'oca con il suo grasso era un contenitore per conservare tutti gli alimenti. ma ho detto anche il lardo del maiale, si veniva usato per Certo. La sugna. Grazie molte. La sugna e lo strutto, tutti quei grassi diciamo meno pregiati, e anche per cucinare. Noi qui fino diciamo, al dopoguerra non avevamo l'olio per cucinare, si cucinava con lo strutto, no? anche noi ci faceva.
il crosto. Ancora oggi si potrebbe cucinare il prosciutto. In Austria usano In ancora. Austria lo usano ancora, in tutti i paesi nordici, Tutte le ed è comunque un linee alimento che al pari dell'olio, basta non esagerare, no? Soprattutto chi ha problemi di colesterolo, però è un alimento che è valido per friggere. Vengono i cibi molto più leggeri che fritti nell'olio, con il burro chiarificato, che è un altro strumento per friggere. Quindi sono tutte tradizioni che si adattano ai nostri climi e al nostro modo di vivere anche. Concludiamo? Sì. Bene, io concludo dicendo, invitandovi a comprare il libro, e vorrei fare un grosso applauso a Annalisa che fa. Bene, chiudiamo qui l'incontro e grazie a tutti della partecipazione. Vi ricordo che è stato organizzato dall'associazione La Prora, che forse voi non conoscete, ma andate sul canale YouTube e troverete le ricette, e però anche sul sito sapete anche cosa facciamo, cosa organizziamo, e se vi viene l'intuito e la voglia anche iscrivetevi.